Sia lodato Gesù Cristo. Eccoci di nuovo in questo pomeriggio e mercoledì è sempre per noi una grazia, ecco, di stare nella presenza del Signore e poi in questo santuario dedicato a San Giuseppe, protettore di tutta la Chiesa, delle famiglie, e noi come membri della stessa famiglia che è la Chiesa desideriamo fare i passi sul cammino della nostra realizzazione che sta, ecco, nel riscoprire la bellezza della nostra vita come cammino di guarigione e di santità. Il centro del Vecchio Testamento sta nella rivelazione: siate santi come Dio è santo, no? Siate santi. E cosa significa essere santo? Essere immerso nella grazia di Dio, nella beatitudine di Dio, no? Quando riflettiamo sulla missione della Beata Vergine Maria, che è stata scelta in modo particolare per essere madre del Signore, e dopo aver ricevuto l'annunzio della sua cugina, no? Benedetta tu fra le donne, benedetta, su di te la benedizione, su di te lo sguardo del Signore, tutta la luce del Signore, lei, Madonna, esulta il Signore perché si riconosce in questa beatitudine, però nella base della sua beatitudine sta l'umiltà, perché hai guardato l'umiltà della sua serva. Ecco, lei, aperta alla grazia di Dio, riconosce tutta la grandezza, tutta la manifestazione di Dio nella sua vita e canta: e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Ecco, Maria si vede in Dio. Essere santo significa trovarsi e poi vivere in Dio. E San Paolo ci rivela questo grande mistero. Noi siamo in Lui e ci muoviamo in Lui. Allora, ecco, noi dovremmo vedere dov'è la nostra vita, dove noi ci muoviamo, dove noi agiamo, dove sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre decisioni, dove vediamo il nostro futuro, dove vediamo il nostro passato. Ecco, qui sta allora intuizione che lo Spirito Santo ci dà vivere dentro di noi come una luce di discernimento, ecco, per stare sulla strada giusta, perché abbiamo lo Spirito Santo che ci indirizza sempre, ecco, di non perdersi, ma di rimanere sempre sulla strada giusta. Siamo uomini, siamo fragili, siamo peccatori e tante volte cadiamo nelle nostre debolezze, ci si offusca il nostro sguardo interiore, non vediamo, viene la nebbia, ecco, viene la tristezza, l'incomprensione, vengono tanti ostacoli nella nostra vita, però nella radice della nostra identità c'è lo Spirito di Dio, lo Spirito di Cristo che grida dentro di noi: Abba Padre. Allora mai dovremo perdere questa radice della nostra identità in relazione al nostro Dio Padre che sta nei cieli, poi vive anche dentro di noi. Dio è Padre e Madre. Allora Paolo nella lettera ai Efesini parla di questo mistero che è in noi, Dio è in noi, e qui sta, ecco, anche la nostra dignità. Nel cammino della nostra vita quotidiana riconosciamo anche questi momenti di buio e delle incomprensioni dove veramente abbiamo bisogno, ecco, di fermarsi e di fare discernimento: dove sto, come mi sento e dove vado. Allora
la parola di Dio, lo Spirito Santo che ci si dona per mezzo della parola, ci indirizza i nostri passi. Vorrei condividere con voi un brano evangelico di San Luca, poi rifletteremo sulla dinamica della nostra vita, sulla nostra situazione, perché noi non siamo per caso qui sulla terra, ognuno di noi ha un progetto e Dio ci ha voluti e siamo nel progetto di Dio, prima della creazione del mondo. Quello ci attesta allora anche San Paolo, però anche dentro di noi viviamo questa dinamica che portiamo dentro di noi l'anelito per la felicità eterna, che non si limiti, nostra gioia. Nel 10° capitolo, versetto 17 e 20, ascoltiamo dal Vangelo di San Luca. In quel tempo i 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. E gli disse: io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i demoni e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico. Nulla vi potrà danneggiare. Non rallegratevi però perché anche i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Parola del Signore. Evo, drage sestre i braćo, poslušat ćemo jedan odlomak iz Evanđelja po Luki. Evo da nekako zaronimo i kratko ovo tajstvo našega spasenja, prepoznavanja i ljepote i uzvišenosti našega ljudskog i kršćanskog poziva. Biti sveta znači biti u Bogu, boraviti u Bogu. Marija veliča u svome Magnifikatu i klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju. Marija je mudra žena i nije htjela i ne želi izaći iz Boga. I to potvrđuje i iskustvo prve crkve koje onda piše Sveti Pavao, kad kaže: mičemo se i u njemu smo, živimo u njemu. Evo, temeljno pitanje našega života je gdje sam ja, ne? U čemu sam, znate, kad čovjek nekako u suvremenom jeziku mladi kaže na čemu si, ne? Evo, mi kršćani smo pozvani nekako dublje gledati u čemu smo, u komu smo, gdje živim. Evo, svetost je naći se, evo kako se nalazimo u ovom svetištu, ovoj crkvi, tako smo nekako pozvani naći se u Bogu. I kada izlazimo iz Boga, onda smo izloženi različitim napadajima. Evo, poslušajmo taj odlomak iz Lukinog Evanđelja 10. poglavlje. Vratiše se 70 dvojca radosni govoreći: Gospodine, izlodusi nam se pokoravaju na Tvoje ime. A on im reče: promatrat Sotomu kako poput munje s neba pade. Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj, i ništa vam neće naškoditi. Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima. Riječ Gospodnja. Slava Tebi, Kriste. Evo, apostoli su bili u prvo poslanje, išli su u ime Kristovo, navještati radosnu vijest i izganjati zloduhe. I sigurno je bilo vrlo zanimljivo, evo, da boraveći s Isusom, slušajući njegovu mudrost i kušajući moć njegove prisutnosti, njegove identiteta, da onda u njegovom imenu su oni išli izganjati zloduhe. Ime Isus je ime onoga koji spašava, koji odvezuje, koji oslobađa. Evo, imamo nekakve, zarobljenike u zatvoru i u imenu Isusovom oslobađaš, evo, čovjeka. I oni su bili sigurno presretni kada su vidjeli da zaista se demoni pokoravaju. Nekako i u ovom iskustvu, evo, kao egzorcista, ovdje u biskupi prepoznajemo to svakodnevno, evo tu moć imena Isusova.
Demoni su zaista duhovna bića, zla bića koja oštećuju i povrijeđuju ljudski život na različitim razinama. Da li na razini zdravlja, da li na razini financijskog stanja, naših međusobnih ljudskih odnosa. Evo, i to su duhovna bića koja su izgubila mogućnost, šansu, jer su se odlučili, evo, protiv Boga, biti protiv Boga, da nastave, evo, živjeti u prisutnosti Bože i da služe Bogu. Neću služiti, ne, to je njihova odluka. I na taj način su onda postali, evo, negativni, suprotni Bogu, jer su se suprotstavili volji Božjoj. I oni su zbog toga onda nasuprot Božje volje, Božjeg blagoslovu. I kada dolazi ime Gospodnje, u ime Gospodnje, onda oni jednostavno prepoznaju Božju svemoć i moraju se pokloniti. I apostoli su to, evo, jasno vidjeli i sretni su, evo, da mogu u ime Gospodnje izganjati i podvrgavati njegovom imenu sve te negativne moći. Pokoravaju se na tvoje ime. Ne postoji niti jedno ime pod nebom pod kojim se mogu pokoriti zli demoni. Nema moći. Evo. I tu trebamo nekako dobro shvatiti i prihvatiti jedini put u Isusu Kristu i on za sebe reče: ja sam put istine i života. U tom imenu, evo, mi imamo onda i puninu, otvorena vrata prema blagoslovu. I kasnije, evo, Isus svjedoči, budući da su se oni osvjedočili u toj realnoj prisutnosti demona, Isus također s njegove strane govori, evo, promatra Sotonu kako poput munje s neba pada. Znači, to je neizmjerna brzina, duhovno biće. Znači, on je bio na nebu, živio na određenoj razini svoga poslanja, Lucifer je onaj koji nosio svjetlo, i on je neizmjernom brzinom pao, izgubio svoje mjesto, svoju dinamiku djelovanja na pozitivnom, evo, planu. I on je pao. I Isus vidi da je pao. I evo, Isus, budući da nas šalje u crkvi, šalje nas u ovome svijetu, mi moramo hodati ovom zemljom, on nam kaže, budući da trebate tu živjeti sada, ja vam darujem moć. I Isus jedini daruje snagu, evo, da se možemo suočiti sa Sotonom koji je pao. I tu je ta razina, evo, našega života, svatašnjega, da ostanemo u Božjoj mudrosti, da ostanemo u Božjoj snazi, da ostanemo u Božjem svjetlu. Kada se spuštamo dolje gdje je on pao, onda smo pod njegovom vlašću. I tu je sam potrebno, evo, da svakodnevno rastemo u toj spoznaji, ali ne samo spoznaji, nego i dinamici djelovanja Kristova duha. Postoje na tisuće i tisuće zlih duhova i demona, ali jedan Kristov duh postoji koji nas, evo, osnažuje, koji nas uvodi u svu istinu, kako nam Isus obećao. Poslaću vam drugoga branitelja, duha, i on će vas upućivati u svu istinu. I Isus nam govori, evo, kakvu vlast nam daje. Dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štiparcima i po svoj sili neprijateljevoj. I ništa vam neće naškoditi. Vidite ovu sigurnost koju je Gospodin nama dao. Zaodjenuo nas je tom slavom Duha Svetoga da možemo gaziti po zmijama i štiparcima. Evo, to su svi ti sve zle sile, demoni koji nam svakodnevno žele spriječiti put na našim koracima, ne, u našem životu, u našim odlukama. Koliko puta se dogodi ono, taman želim iskoračiti, taman želim upisati fakultet ili školu, taman želim započeti jedan posao, nekako sve padne, taman pred ugovorom se nađemo za jedan veliki pothvat, evo, jednostavno propadne. Evo, Isus nam daje da možemo se izdići, da ne idemo u te nizine gdje borave zmije i štiparci, nego da idemo gore, da možemo gaziti nad njima.
I kaže ništa vam neće naškoditi. Evo, to je to jedno obećanje. Često puta, evo, dok molimo molitvu oslobađanja, egzorcizma, pitaju, brate, jel mogu nama naškoditi, jel mogu ući u nas demoni? Ne mogu, jer mi u tim molitvama stavljamo sebe, evo, i svu tu stvarnost u slavu Božju, i zato postoji, evo, i obrednik crkve naše, gdje mi, evo, snagom Božje riječi, snagom vjere naše crkve, evo, ispovjedamo moć Isusa Krista i gdje onda vidimo zapravo da Sotona mora, evo, pasti pred slavom Isusa Krista. Isus ga je pobjedio. I kada se otvaramo Isusu, onda jednostavno vidimo i da On po nama, po crkvi, naravno i u duhu vjere, u svim našim svakdašnjim situacijama možemo vidjeti njegove pobjede. I tu je jedan kategorički iskorak u vjeri, jer se sve događa u vjeri crkve, u vjeri nas koji smo živi udovi mističnog tijela Kristova. Ne mogu nikad ja staviti moj ego ispred i ja ću pobjediti Sotonu. Ako ja negdje idem ispred, znam da sam potpuno izložen i da ću to itekako skupo platiti. Znači, u vjeri crkve, u imenu Isusa Krista, evo, mogu, ono što kaže psalmist, preskačem sve zidine, kada se dogode neke zidine, ja im preskačem, evo, snagom Božje pobjede. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato questo brano evangelico dove Gesù ha mandato i discepoli, ha mandato, ecco, a salvare gli uomini, a liberare gli uomini. Questa è la missione, ecco, di Cristo affidato agli apostoli e poi durante tutta la storia ai sacerdoti, diaconi, al popolo di Dio, ecco, di liberare, ecco, le persone che sono sotto l'influsso diabolico. E allora gli apostoli sono ritornati dopo quella missione tutti gioiosi, felici, perché hanno sperimentato la potenza del nome di Cristo. E possiamo solo immaginare quale gioia, ecco, riempiva i loro cuori, ecco, pur stando con Gesù, anche vedere la potenza del nome suo. Ecco, Gesù è colui che salva, Gesù è colui che libera l'uomo, che lo guarisce. E loro hanno visto l'azione malefica dei demoni e poi come si sottomettevano alla potenza del nome di Cristo. E Gesù poi testimonia anche della sua parte, nella dinamica della sua vittoria assoluta su Satana. Dice: vedevo Satana cadere dal cielo. Vedete, lui abitava nel cielo, prima era un angelo positivo, angelo che serviva a Dio, e poi nell'orgoglio e nella disobbedienza si è opposto a Dio. E Gesù vede Satana cadere dal cielo come la folgore. Allora non cadeva come una farfalla o una foglia, ma come un fulmine. Vedete che azione ha Satana? Noi dovremmo saper leggere. Allora lui viene in modo veloce, no? Appena si apre una finestra lui arriva subito. Per questa ragione Gesù dice: vegliate, vegliate. Magari tante volte dimentichiamo le finestre e viene all'improvviso la tempesta, e così troviamo dentro la casa di tutto e di più. Tante cose oggi le persone aprono, ecco, le finestre della loro vita, no? E poi trovano disordine dopo poco tempo. Ecco, penso che si dice anche in italiano, dice: alcuni funghi si mangiano una volta sola nella vita. E così, allora, tanti provano tante prassi occulte, no? E pensano non succede niente, no? Nelle scuole, ecco, a questo tempo non avete letto questo articolo di quella maga, no? Nei giornali, no? Lì proprio ufficialmente entrano nelle scuole e fa invocare gli spiriti, dà da mangiare, no? Ma dove siamo arrivati, no? Ai piccoli, no? Nelle scuole. E così si infiltra. Poi di non dire ai genitori, vedete che cosa fa Satana, no? Toglie la fiducia, la comunione tra i figli e i genitori, perché usano questi giochi, ecco, di tagliare la vita ai bambini, no? E quello sono solo senza senso, le persone permettono
nella scuola, nelle difficoltà, chissà dove, no? Ecco. Allora Gesù vede cadere Satana dal cielo e poi qui sulla terra, no? E Gesù, per proteggere gli apostoli, la Chiesa, ciascuno di noi dice ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i demoni. A noi. E gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico. Nulla vi potrà danneggiare. Vedete? Allora noi dovremmo prendere le scarpe giuste per poter camminare sopra i demoni, sopra, ecco, i scorpioni. Cosa sono i demoni scorpioni? Tutte le negatività che noi riscontriamo nella vita quotidiana, no? Allora dovremmo rivestirci, per questa ragione anche San Paolo nella lettera ai Efesini parla, allora rivestite i vostri piedi con la pace, no? E poi dice prendete la spada, no? La parola di Dio e così via, no? Allora noi dovremo rivestirci da questa potenza di Dio che il Signore stesso ci ha dato, no? Non rallegratevi però perché anche i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Vedete questa porta aperta della gloria di Dio, no? Noi viviamo qui, lottiamo anche, riscontriamo certe difficoltà e così pesi, portiamo i pesi quotidiani, però il nostro fine è lì nella gloria del cielo. Allora i nostri nomi sono già scritti, allora per te è riservata la gloria del Signore. Quante persone ho incontrato nella mia vita dove Satana, proprio il nemico, dice tu sei predestinato per me, tu sei predestinato per l'inferno, tu sei mio, tu appartieni a me. Lui prende il diritto. Allora se io ho aperto uno spazio a Satana, lui prende la sua e mette la sua bandiera. Dice tu una volta mi hai dato quella parte della tua vita e mette la bandiera della vittoria. E se dopo poi della conversione vorrei riprendere, devo allora mettere le forze doppie della grazia di Dio e della potenza di Dio. Il Signore ci ha dato questa forza e allora dovremo, ecco, piano piano aprirsi alla potenza dello Spirito Santo. E quando io mi rendo conto, ecco, di questa realtà che il mio nome è scritto nei cieli, allora io vinco, allora io sono a posto, allora io mi rassereno perché già so che sono nella gloria di Dio, il mio nome è già scritto e io devo giorno dopo giorno raggiungere questo luogo, perché Satana il suo specifico è di bloccare la nostra strada verso la nostra felicità e gioia. Quotidianamente ci accorgiamo di questa cosa, e noi dovremo veramente aggiustare la nostra vista, ecco, e poi scegliere certe cose in una sola giornata. Ci sono tante cose dove siamo colpiti, no? Ecco, per vedere la nostra strada. Ecco, qui mi fermo adesso, ecco, ci apriamo alla preghiera, permettiamo al Signore, ecco, di rivestirci della sua grazia, della sua potenza, ecco, di rafforzarci nelle nostre decisioni, ecco, di vivere secondo la sua parola, perché il Signore con la sua parola scacciava i demoni. Noi dovremmo nutrirci dalla parola di Dio e poi alla luce e alla potenza di questa parola noi possiamo anche slegare certi nodi nella nostra vita, nei nostri passi, dove, ecco, non ci permettono, ecco, di andare avanti, di vedere la strada aperta, di vedere la porta aperta per la nostra salute, per la nostra benedizione. E come di solito facciamo così anche oggi, che siano questi banchi liberi e poi dopo allora iniziamo con la preghiera. Evo sada ćemo imati trenutak molitve, osobnog blagoslova za sve one koji su u potrebi. Budimo, evo, jedna Božja obitelj ovdje sabrana, da možemo moliti, evo, jedni za druge.
Dopustimo Bogu da nas evo zaoperune svojim plaštem Duha Svetoga, da tako evo Gospodin snagom svoga Duha može odvezivati sve one čvorove, evo na bilo kojoj razini našega života, da možemo prepoznati evo i Božji plan koji on ima s nama, da lakše onda i vidimo te putotvore koje je Gospodin nama pripremio na putu blagoslova.